usa Knox, accelera, va al ferro, non riesce Cook a opporsi e allora Max Menetti ferma la partita. 11-4. Il balzo di Gentile che va in fondo, trova Tessitori che chiude la linea di fondo. Gentile vuole passare lo stesso, recupero, poi Logan in campo aperto. Beh, come dire, queste 4 parole, Logan in campo aperto. E Gentile a quota 5 con 2 su 4 dal campo. Nikolic in fondo, super difesa di Kraft che poi non perde l'abitudine, si fa chiaramente per scherzare. Esce Forrai, attacca subito, Nikolic sta con lui, tiro magico di Forrai sul piede col difensore sotto. Gentile, uno spasso, ma adesso c'è Parks che è diverso da Cook, ma non cambia il risultato. Si gira in allontanamento. Arresto di Knox che va ancora da Gentile, che ancora spazza via anche Fotu, sarebbe uno dei lunghi avversari. Trova Logan contro Forrai che lo aspetta, Logan si separa con un movimento che mi sembra di aver già visto. E tanto eccolo che si mette in proprio e va a bersaglio Aleksej Nikolic. Eccola la schiena a canestro, Forrai che è un brutto cliente, Park si avvicina, semigancio, sbaglia, ma Tessitori è lì sotto il ferro. Palla Blackmon, 7 secondi, Nikolic muove i piedi, Blackmon difficile, alzando la parabola. Canestro importantissimo, è più 9 sul 60-51 e c'è Cook al ferro, non arriva l'aiuto di Justin Knox, meglio non poteva partire la De Longhi. Si gira, gli mette il corpo, Gentile per aria, alla fine Forrai e alla fine Blackmon comodo da 3, retina immobile. Ecco la palla per Gentile che si arresta, si appoggia al vetro contro Parks. Momento di onnipotenza di Ale Gentile che chiama a raccolta, cerca la palla, poi Fotu si apre per la terza che va a bersaglio e tripla di Nikolic sul ferro. Parks ne tocca un'altra ma non la tiene. Partenza di Gentile che vede l'area vuota e va a schiacciare il 75-71.